questa nuova ordinanza è proprio per dare il segno e il significato dell'importanza che tutti devono capire che bisogna rimanere a casa a meno che non ci siano motivi di urgenza. Dove non arrivano i decreti del governo, arriva l'ordinanza del sindaco di Rosolina che circoscrive e chiarisce alcuni passaggi di cui tanto si parla in questi giorni. Innanzitutto stop alle passeggiate in spiaggia nelle pinete del litorale del comune, compresi gli argini fluviali tra le mete più gettonate del delta e della costa veneta. La chiusura è generale, questo anche per lanciare un messaggio forte e chiaro ai turisti della domenica. Nelle spiagge potranno entrare solo gli operai che si occupano del ripascimento e dei lavori di manutenzione. Regole precise anche per chi fa sport. Fatte salve le distanze di sicurezza, i runner dovranno correre entro 1 chilometro dalla propria abitazione. È di 200 metri invece il raggio consentito a chi porta fuori il cane per le sole esigenze fisiologiche. Resta il consiglio di sempre, usare ovviamente il buon senso. La gente non può andare 3 volte al giorno a fare la spesa al supermercato oppure girare per la piazza perché deve fare movimento e spostarsi da una parte all'altra del paese senza motivo